È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. E ora passiamo agli affari. Victor Osimhen è di nuovo al centro dell'attenzione. Dopo aver suscitato l'interesse dei giganti della Premier League, ora è la Juventus a muoversi dietro le quinte per cercare di convincere l'attaccante nigeriano a vestire la maglia bianconera. Secondo il giornalista Armando Areniello, Cristiano Giuntoli starebbe già pianificando un attacco decisivo per ingaggiare il giocatore a giugno, cercando di convincere il suo entourage ad accettare il trasferimento a Torino. Nonostante le forti molestie, Osimhen ha scelto di rimanere al Galatasaray fino al termine della stagione. Ma il suo futuro resta aperto. La Juventus sa che la clausola rescissoria della stella si aggira intorno ai 75 milioni di euro per i club stranieri, il che potrebbe complicare la trattativa in Italia. Tuttavia, la dirigenza bianconera rimane vigile, in attesa del momento giusto per fare una mossa. E ora, tifosi napoletani, vogliamo sentire il vostro parere. Cosa ne pensate di questo possibile trasferimento? Il Napoli dovrebbe trattare Osimhen o lottare per tenerlo? Commentate qui e partecipate alla discussione.